Al Roberto Sorrentino si gioca la quarta giornata del campionato di prima categoria tra ASD Accademia Trapani e ASD Salemi Polisportiva. I ragazzi di mister Amoroso vogliono tornare a successo dopo la prima sconfitta contro il Valderice. Il Salemi in fondo alla classifica ancora alla ricerca di punti. Primo tempo avaro di emozioni al Sorrentino. A sesto minuto ci prova Saulo Castiglione con Caradonna che devia in calcio d'angolo sul corner. Non perfetto l'intervento da parte del portiere, non arriva Parisi, batti e ribatti in area di rigore e Saremi che riesce ad allontanare il pericolo. Gli ospiti ci provano con una soluzione dalla media distanza, nessun problema per Mistretta. Al 44esimo, destro dalla lunghissima distanza di Nicola Culcasi. Si conclude così il primo tempo. Ad inizio ripresa, due le novità: Solina e Riggio per Giuffre ed Oddo. Questa punizione da parte di Bucari allontana con i pugni Mistretta, ma poi l'occasionissima per l'Accademia al minuto 54 con Solina che spreca così l'occasione a tu per tu con il portiere. Al 70esimo però, quando il Salemi è già in inferiorità numerica, la sventagliata di Cosenza, Nieto dentro il pallone per Boubacar, il pallone dell'1-0 al minuto numero 70, si sblocca il punteggio, primo gol in campionato per l'attaccante, delirio al Roberto Sorrentino. Il numero 19 è costretto però poi ad abbandonare il campo per un infortunio, quindi 10 contro 10, ci prova però ancora nel finale Saul Castiglione, rimpallo però sull'out e poi un tentativo del Salemi, però dopo 7 minuti di recupero è 1-0 in favore dell'Accademia che sale a quota 9 punti al secondo posto alle spalle della Giardinellese.